Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Si apre una nuova pista nelle indagini sulla scomparsa di Jessica Lattuca, la donna di Favara, madre di 4 figli, svanita nel nulla 5 anni fa. Indagato il fratello, la 43enne potrebbe essere stata uccisa dopo una lite. Trasmise il virus dell'HIV alla compagna senza rivelare la sieropositività alla donna, che poi morì. A Messina, nel processo bis, arriva una nuova condanna a carico del 58enne accusato di omicidio volontario, 22 anni di carcere. Forza Italia è il patto fra centristi, mentre a Milano si celebrano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. In Sicilia è già partito il laboratorio politico per raccogliere l'eredità dell'ex premier. Una vendetta contro di me, il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio a 48 ore dalle dimissioni e attacca gli avversari. Ha osteggiato le operazioni affaristiche di alcuni consiglieri comunali. In un mare di rifiuti, l'emergenza spazzatura non molla la presa a Catania. L'immondizia è già tornata nelle zone bonificate da pochi giorni e i turisti scattano fotocartoline imbarazzanti. Un gesto che salva la vita. Si celebra oggi la giornata mondiale del donatore di sangue. A Catania l'appello dei medici ai giovani per garantire un ricambio generazionale. Calcio, sarà Zafferana la sede del ritiro estivo del Catania. In attesa di annunciare il nuovo allenatore, la società rossazzurra definisce luogo e date della preparazione precampionato. Bentrovati. Possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Jessica Lattuca, la 28enne di Favara, madre di 4 figli, della quale non si hanno più tracce dal 12 agosto del 2018. La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati il fratello della ragazza, con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. Davide Sardo. Sarebbe stato il fratello a uccidere Jessica Lattuca, la ragazza di Favara di 28 anni, madre di 4 figli, di cui si sono perse le tracce da ben 5 anni, dal lontano 12 agosto del 2018. La Procura di Agrigento, tramite il procuratore reggente Salvatore Vella e la sostituta Paola Vetro, ha iscritto nel registro degli indagati Vincenzo Lattuca, 43 anni. Le accuse contro di lui sono pesantissime. Avrebbe ucciso a botte Jessica dopo un litigio e per questo è indagato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. La nuova ipotesi investigativa, dopo che è stata scartata la pista legata al coinvolgimento del compagno della donna, Filippo Russotto, è che Jessica sarebbe stata uccisa al culmine di una lite scaturita dallo stato di ubriachezza della donna. Il cadavere sarebbe stato poi fatto sparire. Sia l'omicidio che la distruzione del corpo sarebbero stati realizzati in concorso con persone rimaste ignote. L'indagine, intanto, in questa fase è stata delegata alla squadra mobile e non più ai carabinieri. A questa pista si arriverebbe in seguito al ritrovamento di alcune tracce ematiche riconducibili a Jessica nell'abitazione del padre della ragazza, dove viveva anche il figlio Vincenzo, indagato nell'ambito dell'inchiesta Mosaico, che ipotizza un vasto traffico di armi e droga collegato alla faida fra 2 bande rivali che hanno provocato 5 omicidi fra Favara ed il Belgio. Altri elementi raccolti dalle indagini hanno portato ad avvalorare questa circostanza. La Procura ha scoperto le carte convocando Vincenzo Lattuca per rendere un interrogatorio. L'indagato, assistito dall'avvocato Salvatore Cusumano, ha risposto al pubblico ministero Paola Vetro, che ha condotto personalmente l'atto istruttorio e ha respinto ogni addebito di responsabilità. Marsala, secondo arresto per l'omicidio di Antonino Titone, ucciso lo scorso settembre con diversi colpi alla testa. I carabinieri hanno fermato una donna di 30 anni, presunta complice dell'uomo già in carcere per il delitto. Laura Spanò.
Nuova svolta a 8 mesi dall'omicidio di Antonino Titone. Carabinieri e polizia hanno eseguito una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP della città di Libetana nei confronti di Ilaria Scandaliato, 30 anni, marsalese. La donna è accusata di omicidio e rapina in concorso con un'altra persona già tratta in arresto. L'omicidio, secondo le indagini effettuate dai carabinieri, era maturato nell'ambito del traffico degli stupefacenti in città, come è stato svelato anche nell'operazione antidroga Virgilio, portata a termine qualche mese fa a Marsala. Titone fu ucciso il 26 settembre del 2022 a Marsala con diversi colpi alla testa con un piccolo piede di porco. Per il delitto era stato arrestato Giovanni Parinello, 41 anni, ad incastrarlo il racconto della compagna messa sotto torchio dai carabinieri. Polizia e carabinieri avevano rinvenuto anche nei terreni vicini all'abitazione di Titone, a Sappusi, gli indumenti sporchi di sangue indossati dall'omicida. Con Parinello ci sarebbe stata anche la donna. Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, Parinello, nel corso di una rapina scaturita da questioni legate allo spaccio di stupefacenti, avrebbe ucciso Antonino Titone colpendolo ripetutamente alla testa e si sarebbe poi allontanato insieme alla donna, che sarebbe rimasta fuori dall'abitazione durante le fasi culminanti dell'omicidio. Come appurato invece successivamente dagli stessi investigatori, nel corso di questi mesi di indagine la donna avrebbe invece avuto un ruolo attivo nel delitto e non sarebbe rimasta semplicemente fuori dall'appartamento dove Titone è stato ucciso. La donna aveva confessato ciò che era successo e è accusata ora di rapina e omicidio. La trentenne è stata arrestata a Favignana, dove si trovava per lavoro. Il GIP di Catania ha convalidato il fermo nei confronti di Piero Maurizio Nasca, l'uomo di 52 anni che sabato mattina nella zona industriale di Catania ha travolto con l'auto la moglie Anna Longo, rimasta ferita con il bacino fratturato, e l'amica di quest'ultima, Cettide Bormida, morta sul colpo. Il GIP ha anche emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio e tentato omicidio aggravati. Ieri, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, Nasca ha affermato di non avere avuto l'intenzione di uccidere le due donne, ma soltanto di spaventarle. A Messina, nuovo capitolo del procedimento a carico del 58enne accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, alla quale aveva trasmesso la sieropositività all'HIV senza mai rivelarlo. Nel processo bis l'uomo è stato condannato a 22 anni di carcere. Francesco Triolo. La prima condanna era stata annullata in appello nel dicembre scorso per la vicenda dei giurati che avevano superato i 65 di età che componevano la Corte, una problematica che è stata poi superata da un pronunciamento della Cassazione su un caso analogo avvenuto a Palermo in un processo di mafia. Ieri pomeriggio a Messina è arrivata la sentenza di primo grado nel processo bis del cosiddetto untore. La Corte d'Assise ha condannato l'uomo, Luigi De Domenico, 58 anni, a 22 anni di carcere per omicidio, così come era avvenuto nel precedente processo annullato. Il PM Roberto Conte all'udienza scorsa aveva chiesto la condanna a 25 anni dopo aver ricostruito ancora una volta l'intera storia. La vicenda è quella del 58enne accusato di omicidio volontario per la morte della sua compagna, a cui contagiò la sieropositività senza mai rivelarlo. La vittima è un'avvocata messinese, 45enne, che poi morì di AIDS proprio perché non si riuscì a curare, sconoscendo la causa della sua malattia. Secondo giudici e giurati, quindi, De Domenico è responsabile di omicidio per la morte della compagna ed è la seconda volta che una corte d'assise lo stabilisce. È un esito che ci attendevamo, perché siamo sempre stati fermamente convinti che De Domenico sia responsabile del decesso della nostra giovane collega Stefania Gambadoro. Unitamente noi riteniamo vi siano anche delle responsabilità, seppur di natura colposa, a carico dei medici che hanno avuto in cura inizialmente l'avvocato Gambadoro e che non hanno diagnosticato tempestivamente l'HIV. Nel corso del dibattimento, il legale dell'uomo, l'avvocato Carlo Autruriolo, ha anticipato la possibilità di un ulteriore ricorso che renda nulla anche questa sentenza. Guardi, se le argomentazioni sono quelle che sono già state dedotte in buona sostanza durante il processo, a me francamente non sembra fondata. Ovviamente ci vuole massimo rispetto per le tesi del difensore dell'imputato, vedremo se la riproporrà, in che termine riproporrà. Francamente non credo che abbia molto spazio questa eccezione, se fondata sulle argomentazioni che sono già state svolte.
È il giorno dell'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, sia pure fra le polemiche. L'Italia si ferma per i funerali del 4 volte Presidente del Consiglio, folta delegazione della Sicilia. Nell'isola intanto è già partito il laboratorio politico per raccogliere l'eredità del Cavaliere. Manlio Viola. Un patto fra i centristi a guida Renato Schifani per non disperdere l'eredità di Silvio Berlusconi. È la proposta di Totò Cuffaro, segretario della DC, che lancia subito l'idea di un laboratorio politico siciliano per il dopo Silvio. Il confronto sulla successione è già iniziato dentro Forza Italia e la guida del partito potrebbe andare in realtà soltanto 2 persone allo stato attuale, Tajani o Schifani. Ma per Cuffaro Schifani dovrebbe dar vita ad un patto dei centristi anche per arginare l'avanzata di Lega e Fratelli d'Italia. Un patto per essere alleati della destra ma non organici. E proprio Totò Cuffaro e Renato Schifani oggi sono a Milano e prenderanno parte ai funerali del padre nobile di Forza Italia, quel 4 volte Presidente del Consiglio che ha battuto un altro record anche morendo. È infatti il primo ex premier ad avere funerali di Stato e lutto nazionale, sia pure fra le polemiche. Funerali comunque blindati con un imponente servizio d'ordine, cecchini sui tetti, 2000 persone con posti assegnati dentro il Duomo di Milano, 10.000 in totale con le persone che seguiranno le esequie dall'esterno della cattedrale nell'area appositamente predisposta e organizzata. La celebrazione sarà presieduta da Monsignor Mario Delpini, arcivescovo della città. La famiglia siederà dal lato destro della cattedrale, mentre le autorità nella parte sinistra. Sono attesi ai funerali molti esponenti politici, gli ex premier Mario Monti, Mario Draghi, Matteo Renzi, la segretaria del PD Ellis Klein, Carlo Calenda, 80 parlamentari di Forza Italia e alcuni degli ex ministri del governo Berlusconi. Non ci sarà invece Giuseppe Conte. In rappresentanza dell'Unione Europea presenzierà Paolo Gentiloni, commissario per gli affari economici, e arriverà anche il presidente del PPE, Manfred Weber. Attesi capo di Stato da mezza Europa, diretta su tutte le reti nazionali, ferme le attività di Camera e Senato in Sicilia, chiuso il Parlamento isolano, rinviata la giunta regionale e bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici pubblici della regione. Il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio a 48 ore dalle dimissioni. Ho voluto provare a dare un'ultima chance alla città per evitare il dissesto, dice il primo cittadino, che aggiunge contro di me solo una vendetta personale per avere osteggiato operazioni affaristiche di alcuni consiglieri comunali. Gerry Italia. Ha atteso 48 ore prima di rilasciare dichiarazioni ufficiali, 2 giorni di silenzio e di riflessioni dopo le dimissioni dello scorso lunedì. Oggi il sindaco di Gela, Lucio Greco, rompe il silenzio e fa il punto su quanto accaduto nella seduta di consiglio comunale convocato per votare la sfiducia e culminata invece con le sue dimissioni. Greco adesso avrà 20 giorni di tempo per rifletterci sopra ed eventualmente revocarle. Piuttosto che arrivare alla sfiducia, ho ritenuto più opportuno e più saggio presentare le mie dimissioni nel tentativo di salvare la città dal dissesto, e tutto questo lo sapremo a breve rispetto a quella che sarà l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dell'ente e la possibilità di evitare il dissesto. Sono proprio le scadenze finanziarie da rispettare, un debito che supera i 100 milioni di euro e l'ombra del dissesto le cause principali che hanno portato Greco a gettare momentaneamente la spugna, ma l'avvocato ci tiene a levarsi qualche sassolino dalla scarpa sui suoi avversari politici. Trovo dell'incredibile, se non addirittura del paradossale, che a fronte di questa situazione ci siano consiglieri comunali ed ex consiglieri comunali che poi si sono dimessi, che hanno brigato per sfiduciare questo sindaco e questa amministrazione per fatti squisitamente personali, se non addirittura per vendetta personale nei confronti del sindaco, per avere osteggiato operazioni affaristiche di cui devono rispondere alla magistratura queste persone. Le dimissioni rimangono comunque una partita aperta, una scelta sofferta e responsabile secondo i fedelissimi del sindaco, un trucco invece secondo il centrodestra, utile solo a ricompattare i ranghi in queste 3 settimane e provare a governare sino alla scadenza del mandato elettivo. Greco nel frattempo non esclude un possibile ritorno. È presto per dirlo, tutto è legato all'evoluzione dell'immane lavoro che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare e degli atti finanziari che verranno portati in Consiglio Comunale. Tutto questo, ripeto, serve a poter valutare approfonditamente se è possibile poter salvare la città dal dissesto per le gravi conseguenze che tutto questo comporterebbe.
Catania non riesce a risollevarsi dall'emergenza rifiuti, indicata dal sindaco Trantino come una delle 2 priorità da affrontare in avvio di mandato. L'emergenza microdiscariche pare non trovare una soluzione. Nei luoghi bonificati solo pochi giorni fa è già tornata la spazzatura. Tonino De Mana. Lezione di tedesco, sede di Francoforte. Come si dice spazzatura in tedesco? Müll. Waste. Più che i monumenti, ora è la spazzatura ad essere immortalata. Catania nega tra rifiuti, alle prese con 1000 emergenze e altrettante contraddizioni e nello specifico con una raccolta differenziata che stenta a decollare, affossata dagli stessi cittadini che non intendono rispettare le regole, trasformando ogni angolo della città in discarica a cielo aperto. È persino impossibile utilizzare i marciapiedi di Via Playa, dove decine di turisti si trovano davanti ad uno spettacolo mortificante. Io ho un'attività per cui non posso aprire più le porte. Premetto che passano veramente non so quanti turisti tutti i giorni e ci ritroviamo che i turisti fanno le foto non alle cose belle ma assolutamente a queste oscenità. La zona che vedete, così come tante altre, è stata bonificata da qualche giorno, ma ogni sforzo è stato vano, perché in via Toledo e in via Moncada, nel quartiere di San Cristoforo, non si riesce proprio a rispettare le regole. In qualsiasi ora del giorno, per non parlare della notte, si assiste ad un continuo e sistematico lancio di sacchetti di spazzatura, situazione che la Gema, società che si occupa della raccolta nell'Ottocentro, denuncia da diverso tempo. Purtroppo abbiamo ancora nell'Ottocentro 200 siti che giornalmente sono oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti. Bisogna necessariamente intervenire con le sanzioni in maniera molto dura e drastica. Montagne di rifiuti ricoprono la città, sacchetti che vengono rimossi e che tornano nel giro di poche ore, rendendo l'aria irrespirabile, e con l'arrivo del caldo la situazione non può che peggiorare. Davvero una patata bollente per il neosindaco Trantino, che ha indicato nell'emergenza rifiuti una delle 2 priorità del suo mandato e che invita i cittadini a rispettare ogni regola e a depositare la spazzatura nei giorni stabiliti dal calendario per ogni singola frazione, invito che però sembra già cadere nel vuoto. L'altro che mi mettono quando a porta la spazzatura, lei pensa che io rispetto che ci butta, ha detto magari io che. Quindi lei è il primo a non rispettare la regola? Sì, io che ho detto, l'ammetto, perché non mi vergogno, io dico. Perché questa storia non è cambiata nei 50 anni, lei pensa che ora si cambia, ora questa storia qua. Va leggermente migliorando la situazione in via Fava, dove in questo condominio, per fermare Sacchetto Selvaggio, si sta procedendo a multare e a vigilare con le guardie ambientali schierate H24. È già qualcosa. Decisamente diversa la situazione in via Moncada, dove al posto del cassonetto viene utilizzata una barca circondata da un mare di rifiuti. Già, proprio così. In occasione della giornata mondiale del donatore del sangue, che si celebra oggi, siamo andati al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania per mostrarvi come funziona il meccanismo della donazione, dalla raccolta fino al trasferimento delle sacche nei reparti. I medici intanto lanciano un appello e chiedono soprattutto ai giovani di diventare donatori. Emanuela Corsi. Sono un donatore, periodico e sì, oggi è il periodo che devo donare. Al centro trasfusionale dell'ospedale Garibaldi di Catania seguiamo assieme ai medici come avviene la raccolta del sangue, fino al momento in cui le sacche vengono conservate nelle frigoemoteche in attesa di essere trasferite nei reparti. Il donatore prima del prelievo deve compilare dei moduli e sottoporsi ad alcuni semplici esami. Dopo l'esame obiettivo e aver misurato la pressione, andiamo a determinare l'emoglobina, che per l'uomo il minimo deve essere 13,5. Abbiamo un 16,8 di emoglobina, considerato che i valori minimi sono 13,5, il donatore è idoneo alla donazione di sangue intero. Una volta ritenuto idoneo è possibile procedere con la donazione. Per gli uomini è possibile donare ogni 3 mesi, per le donne non più di 2 volte l'anno. Qui siamo invece nella banca del sangue, dove le sacche validate vengono conservate. Viene diviso per gruppo 0, A, B, positivo e negativo, e soprattutto viene mantenuto a temperature controllate. Da qui il sangue è pronto per essere trasferito nei reparti o nelle varie strutture convenzionate con l'ospedale Garibaldi, secondo le esigenze. Rimane nelle nostre frigoemoteche per 42 giorni.
giorni. Ovviamente questo dipende anche dalla tipologia di conservante che si utilizza. Per noi 42 giorni. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore, l'appello è rivolto soprattutto ai giovani. È importante donare perché necessita molto sangue nei reparti di emergenza, ma necessita molto sangue anche per i pazienti cosiddetti politrasfusi. I giovani non è che non vogliono donare, non sono correttamente e sufficientemente informati. Informiamoli e miriamo su di loro tutta l'attenzione per quello che riguarda la diffusione della cultura della donazione. Di sangue, dicono i medici, c'è sempre bisogno, soprattutto in estate, quando si verifica un calo delle donazioni. Facciamo una breve sosta subito dopo le ultime sul Toto allenatore del Catania. State con noi. Rieccoci con il calcio. In attesa di annunciare il nuovo allenatore, il Catania ha definito luogo e date del ritiro precampionato che si svolgerà a Zafferana dal 24 luglio al 13 agosto. Angelo Gagliano. Partirà da Zafferana la nuova stagione del Catania. La dirigenza rossaazzurra ha fissato per il 24 luglio l'inizio del ritiro precampionato. 3 settimane di lavoro che serviranno per gettare le basi per il campionato di Lega Pro, una novità per la proprietà di Ross Pelligra che si appresta a debuttare nel calcio professionistico italiano con la neosocietà Catania FC. Entro il 20 giugno la dirigenza etnea dovrà, lo ricordiamo, provvedere all'iscrizione alla nuova Lega. Dal 1 luglio poi, ai piedi dell'Etna, scatteranno le operazioni di mercato. Entro lunedì invece della prossima settimana il Catania avrà il nuovo allenatore, Luca Tabbiani, ex Fiorenzola, e il profilo sul quale si sono concentrate le maggiori attenzioni del direttore sportivo Antonello Laneri. La decisione sarebbe già stata presa, ma per l'annuncio ufficiale si aspetterà il prossimo fine settimana, utile per un'ultima riflessione prima del rientro in Australia del patrono Ross Pelligra. All'allenatore ligure il Catania avrebbe proposto un biennale. Sullo sfondo resta sempre la pista Ivan Jarvocic, che in Italia ha già allenato Brescia, Mantova, Südtirol e Venezia. Con entrambi gli allenatori il Catania ha comunque avuto colloqui anche negli ultimi giorni. La decisione definitiva, come detto, arriverà al termine di un ultimo confronto tra la dirigenza e Ross Pelligra previsto nel weekend. Non sembrerebbe concreta, anche se non del tutto da escludere, l'ipotesi di Domenico Toscano sulla panchina rosso-azzurra. L'allenatore calabrese ha appena lasciato il Cesena, ma su di lui avrebbero messo gli occhi Brescia e Vicenza. Venendo al mercato, tutto è chiaramente legato al nuovo allenatore. In ogni caso, la rosa dello scorso anno sarà profondamente rivoluzionata. Oltre a Castellini, il Catania proverà a trattenere anche Chiarella e Vitale, giovani di grande prospettiva. In entrata sono previste almeno una decina di operazioni. Il DS Antonello Laneri ha già sentito e incontrato diversi procuratori, ma al momento fare nomi è decisamente prematuro. E voi cosa pensate dell'intelligenza artificiale? È una curiosità reale favorita dal continuo fiorire sui mezzi di informazione di quella che si preannuncia come la più straordinaria e per alcuni più pericolosa innovazione del secolo. Solo oggi l'ex Beatle Paul McCartney annuncia che in una reunion virtuale della storica band la voce di John Lennon è stata ricreata appunto dall'intelligenza artificiale e il leader di Meta, cui fanno capo Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, ha raccontato di avere creato 2 avatar in grado di costruire ambienti nuovi, inesistenti, di farli nuovi, prima un parco, poi una spiaggia. Sarà, ma in ogni caso questa è programmazione, non intelligenza artificiale, che per essere tale dovrebbe avere capacità senzienti, emozioni indipendenti da dati e funzioni immesse dai programmatori. Infatti remixare la voce di un cantante separandola dagli strumenti che l'hanno accompagnata si fa già, è una cosa che si fa già da tempo. E curiosità, così, piccola curiosità, il mio assistente vocale di Google, quando l'altra sera gli ho chiesto di spiegarmi perché si era detto felice di potermi aiutare, mi ha risposto: perché sono bravo a fare le ricerche, sono frutto di un team di Google. Fine. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie, buon pomeriggio.